A fronte di questo, io vorrei chiedere al vicepresidente Paolo una specificità. Ehm, Vicepresidente Paolo Armeni, in pratica noi abbiamo un problema molto forte per quanto riguarda la giustizia, che impedisce in parte gli investimenti sul nostro territorio. Glielo chiedo perché molti imprenditori alla fine dei conti, stranieri spesso, temono di investire nel nostro paese. La riforma della giustizia poteva essere un'occasione per rivedere parzialmente, dare un messaggio ai politici e anche ai magistrati che forse il registro va un po' cambiato. Che cosa ci può dire in proposito? Ma io su questo condivido appieno quello che ha appena affermato l'onorevole Prisco, cioè, ovvero il tema della giustizia è un tema così complesso, così importante, che purtroppo il 90% dei cittadini non capiva neanche cosa stesse andando a votare e quindi in questa incertezza sicuramente non è andata. Chiaramente questa cosa qua sta penalizzando moltissimo gli investimenti da parte di aziende estere verso l'Italia. Questo perché stiamo parlando oramai del famoso reshoring, no? Di aziende oramai che hanno le loro attività all'estero e che devono ritornare, attenzione, non in Italia, cioè si sta parlando che rientrino in Europa. Allora noi dobbiamo essere così bravi di intercettare queste aziende che quando rientrano in Europa ritornino in Italia. Ma qual è la grande paura? È la giustizia, ma non in la giustizia in quale, diciamo, organo giudicante, ma sull'incertezza dei tempi e della metodologia di questa giustizia. Cioè, oggi un cittadino, cioè un imprenditore tedesco, un imprenditore francese, ha veramente il terrore della volatilità e dei tempi della giustizia italiana. Questi vogliono tempi certi e modi certi. Allora, se noi in breve tempo riusciamo a fare questo passaggio, potremmo intercettare anche queste imprese, altrimenti queste imprese andranno a riallocarsi in altre parti d'Europa e parliamo delle stesse imprese italiane che sono andate all'estero, che non è detto che ritornino in Italia. Chiarissimo, chiarissimo. Sono molto d'accordo e anche poi mi immagino la difficoltà di un amministratore delegato di un'azienda tedesca che lavora in Italia, che subisce delle indagini fiscali molto controverse e contorte che in Germania non capirebbero mai, che poi deve riferire ai propri superiori quello che succede ed è difficile perché poi è proprio incomprensibile quello che può capitare in Ecco, questo paese a livello burocratico. bravissimo. E proprio in questa incertezza, in questo, chiamiamolo caos, il famoso amministratore delegato preferisce non venire nel nostro paese, ma proprio perché non riescono, cioè è inconcepibile quello che sta succedendo e come oggi è strutturato il nostro sistema. Giustissimo, giustissimo. Benissimo.